olio per bambini sulle braccia per prevenire infortuni, pepe tritato nei calzini per riscaldare i piedi, spray per capelli sui parastinchi per tenerli appiccicati al corpo. Questi sono solo alcuni dei 100 life hack sul calcio che testeremo oggi. Ma innanzitutto, cos'è un life hack? Esattamente, cioè cos'è un life hack? Hai detto vieni facciamo il video, ci divertiamo, però non mi hai detto che cos'è, io sono venuto senza sapere che facciamo oggi. I life hack sono trucchetti che vengono utilizzati per risolvere problemi nella vita quotidiana. Ok, quindi anche sul campo da calcio. Esattamente. Quindi mi stai dicendo che esistono dei trucchetti che possiamo utilizzare sul campo da calcio? Proprio quello. Oggi sarete voi i giudici di questa sfida, perché qui sotto nei commenti dovrete decretare il miglior life hack proposto da me o Miki Rapolla. Inoltre, se voi avete dei life hack che noi non abbiamo fatto ma che sono molto belli, scriveteli nei commenti, perché il commento migliore vincerà una giornata con noi per registrare la parte 2 dei life hack. Piccolo spoiler, Bene signori, possiamo ufficialmente partire. Il primo che vedremo è il numero 69 della lista. Perché questo numero? Perché è il più piccante dei life hack sul calcio, signori. Alcuni calciatori applicano il pepe di Cayenne nei calzini per riscaldare i propri piedi durante partite di freddo estremo. Poiché la spezia aumenta... No, la spezia... pure io pensavo. Poiché la spezia aumenterebbe il flusso sanguigno locale. Al locale di La Spezia. Proviamolo, dai. Bella piccante, Ma perché poi è piccante? Cioè, che tu hai studiato, no? Sicuro. Assolutamente, grazie alla capsaicina, che per i più esperti sanno essere il composto chimico attivo presente all'interno dei peperoncini. Ovviamente guardatemi i piedi. Oh, qua se viene Peppe Fetish si delizia. Io sono molto curioso di questa cosa. Tra l'altro è una delle cose più ridicole che abbia mai questo è uno dei life hack che non ho mai sentito e mai visto. Fatti una bella spalmata, sì. Nei video. Ah, è marinato. Mamma mia. Perfetto, il nostro piede è completamente rosso. Dobbiamo rimettere il calzino addosso. Perfetto, ma adesso in quanto tempo? 6-7 giorni. Come? Aspetta a casa Sì, 7 sì. ore? Non ti puoi lavare il piede? Ok, io adesso dovrei notare una differenza rispetto all'altro piede. Sì, dovresti avvertire più calore, penso. E se non lo sento? È un life hack che non serve a niente. Allora, cominciamo a riscaldare un po' il piede. Cominciamo un po' a muovere. Io sono abbastanza pepato. Non lo so se sta facendo effetto. Io non vorrei farmi prendere, capito, dalla situazione. Effetto placebo. Esatto. Quindi che tu provi qualcosa che effettivamente non sta succedendo. Esatto, soltanto per dire che è successo. Non lo so, probabilmente non sto avvertendo ancora nulla perché siamo in una condizione non di freddo estremo e quindi non riesco ad avvertirla. O forse non si attiva la capsicina là, che si attiva solo col freddo, chi lo sa. Però un po' di calore, man mano lo sto cominciando a sentire, dico la verità. Forse suderà di più il piede. Non sto memando, non sto scherzando. Ok. Un po' più adesso sta cominciando probabilmente a fare effetto. Poi tra l'altro non abbiamo detto con quale dose. Probabilmente se ne mettiamo di più. Questo pure che vai in overdose di pepe. Porca miseria, abbiamo rischiato troppo. Il pepe di Cayenne sta funzionando. Io dico che è un life hack approvato. Lo proveremo anche il 31 dicembre. Perché andiamo a Bodo Clint? Magari. Il prossimo life hack che vedremo oggi è il più divertente di tutti. Cioè? Sgonfieremo questa palla e proveremo a gonfiarla con l'elio. Non ci credo, signori! Elio? Elio. Faremo ovviamente prima dei tiri con questa palla normale per vedere come si comporta, poi la sgonfieremo e la gonfieremo con questa bombola di elio. Perfetto. Ovviamente per questo life hack ci serviremo di un portiere, Andrea Del Campo. Ciao ragazzi, buongiorno, come va? Tutto bene? Buongiorno a te Del Campo. Allora, speriamo che vada tutto bene per questo secondo life hack. Proveremo innanzitutto a calciare il pallone in condizioni normali. Insacci dirà, tra l'altro, ragazzi, questo è un altro... servirebbe un life hack per... imparare a tirare. Esatto. Dopo lo vedremo però, piccolo spoilerino. Dopo c'è. Primo tentativo. Attenzione, signori! Il portiere preso alla sprovvista, infatti non abbiamo cambiato niente con l'elio. È il piede di Michele che stamattina ha girato. Senza pepe. Stavo per beccare la telecamera col telefono sopra, 17 Pro Max, sarebbe stato veramente un delirio. Diciamo che potrebbe essere anche il vento che ha fatto girare il tuo pallone. No, il vento è contrario. Cioè tu immagina vento più elio. Arriva la tua, ma pumbè la palla. Vai, fai un tiro tu, bello tiro a giro, fai vedere. Signori! Il volo di Andrea Del Campo! Assurdo! Mamma mia! Ma non sei nemmeno riscaldato. Ma nemmeno tu. Ma no! Assurdo, però il tiro Michele la polla ce l'ha, Oddio! Super elio. Adesso, dopo questi tentativi, proveremo i tiri con l'elio. No, ci tengo a dirlo.
che è gonfiato proprio con l'aria dei miei polmoni. E infatti l'hai gonfiato cuciato stamattina. Infatti mo ci gonfiamo, puzza. La prima operazione che dobbiamo fare ovviamente è togliere tutta l'aria inserita nel pallone, perché sennò non è che ci possiamo mettere la nuova. Li fono, sto fonando i miei capelli. Non fanno male i rin. Sì. Adesso l'operazione più complicata sarà utilizzare questa specie di estintore. Questo qua si avvita qua davanti, ok. Poi scoppia. Chiudi giù. Serve un altro po'. Uomo verso 10 euro. La voce di Paperino. Non lo so. Guardate ragazzi, tipo un bozzo qua sopra. Un blindato. Io lo vedo veramente a pressione. Fatto. Vedi? Mamma mia. Non rimbalza più. Ma è troppo duro. È moscio. Sì. Caviglia andata. No! Sì! Gira, gira ragazzi, gira. Sono contento che non sono stato io. Mamma mia, i vermi. Bella. È bello. Giro, Signori! L'elio! È colpa dell'elio! Cazzo di Elio. Mamma mia. Mi aveva detto Michele, calibriamolo e l'ho calibrata, Michele. Va bene? Andrea, un parere anche da portiere. Io dico la verità, cioè nel senso prende veramente un effetto strano, cioè è tipo incalcolabile, nel senso perché si muove in particolare. Quindi comunque noti la traiettoria rispetto a quella di prima è diversa. La prima è diversa, molto diversa. Prima riuscivo a capire subito, mo va un po' a vento, capito? Mamma mia, va giù! Questo è veramente la prova effettiva dell'elio, visto? C'è la palla incalcolabile la traiettoria, cioè da una parte centrale stava andando. Stava andando centrale sto pallone. Ma no! All'ultimo si è girato. Va giù. All'ultimo ha girato. E tu eri andato e è tornato. E dopo svariati tentativi anche il secondo life hack sul calcio è approvato, nonostante piccole differenze, ma la percezione, seppur minima, fa tutta la differenza del mondo. Il prossimo life hack riguarda la corsa. Esattamente, infatti abbiamo qui un cronometro ufficiale da gara perché andremo a misurare la tua velocità. Quindi farò due prove di corsa, una con una maglia più aderente, l'altra con una maglia più larga. Questo per provare se è vero che effettivamente, come succede in Serie A, i calciatori utilizzano maglie molto strette per diminuire l'attrito col tessuto e quindi andare più veloci. Proviamolo, dai. Vamos. Adesso Giovanni per il primo tentativo di corsa utilizzerà la maglia più stretta che potevamo trovare, ossia una maglia termica. Qua Giovanni deve andare al massimo della tua velocità. Va bene, qual è il percorso? Il percorso sarà un piccolo sprint di 600 metri, da ripetere più volte ovviamente. Muore, morto. Facciamo metà campo. Perfetto ragazzi, io ci sono, primo sprint con la maglia più aderente del mondo. 3, 2, 1, via. È partito. Guarda come va. Attenzione, questo siamo zona medaglia, quasi record del mondo. Mamma mia, già cheese. 8 secondi e 16. Quanti metri sono? Saranno circa tra i 40 e i 50 metri, 50 metri più o meno. Giudicate nei commenti, però credo di aver fatto una bella prestazione. Penso sia comunque un buon, diciamo che Bolt fa 100 metri in questo tempo, però. Ma è Bolt. Una Bolt. E mo adesso cosa succederà? Tu andrai a rifare la stessa corsa, devi fare ovviamente, se il life hack funziona dovrai fare più tempo. Signori, siamo di nuovo qui per il secondo sprint, questa volta con la maglia più larga del mondo. Così vediamo se l'attrito fa la differenza. C'è signor Visone, è pronto? Vamos! Facciamo un piccolo countdown. 68, 67, 66, 2, 1, vai! È rallentato il giovanotto, Mi piacerebbe dirti che ci hai messo di meno. E invece? Ma invece ci hai messo di più, come è giusto che sia. 8,40. Di quanto di più? 20 millesimi. Io ti dico la verità, avevo la percezione mentre correvo di averci messo molto di meno. Ti dico la Ti verità. sentivi più veloce? Sì, tra l'altro alcune squadre tra i propri kit utilizzano più spesso magliette aderenti anche per questa situazione. Mi hanno detto anche per evitare trattenute, ma qua io ho un'altra chicca per te, se la vuoi vedere. Passiamo al prossimo life hack. Il prossimo life hack sul calcio è il numero 47 dell'elenco e riguarda uno dei calciatori più grossi che avrete mai visto in Premier League. Dove sta?
Piacere, Ah, salve. Adama Traoré. Io da lei ho visto questo trucco dell'olio per bambini. Non chiedetemi perché io ho l'olio per bambini a casa. Questo lo vedremo in un altro episodio e su altre piattaforme. Ok? Sono andati virali infatti i video di Adama Traoré che prima delle partite si spalmava quest'olio sulle braccia. Ma perché lo fa? Tu dirai che sei un ignorante. No, mi chiedi perché lo fa? Perché quando giocava nel Wolverhampton nel 2020 lo staff medico diceva che per prevenire gli infortuni e soprattutto le lussazioni alla spalla Si deve spalmare l'olio, impanato e fritto. e mangiarsi cordon bleu. Sì, giustamente lui essendo comunque un calciatore molto veloce che basa le sue prestazioni sulla potenza fisica, gli avversari ovviamente lo strattonavano. Il fallo ci sta, ma lui ovviamente lo faceva non per non farsi fare fallo, ma per prevenire appunto questo tipo di infortuni che giustamente strappando una volta o due si esce il braccio. Ed essendo io Adama Traoré, confermo che il fallo ci sta. Ci sei? Vai. Sono prendibile. Abbastanza? Eh. Ah, come te lo spalmi bene. Ah, un filo d'olio a crudo? E diventa tutto più buono. Ma quanto se ne metteva? 6-7 litri. Ehi! No, assurdo! È verissimo! C'ho la mano inzuppata di olio. Non che ti riesco poi- a prendere. Poi all'avversario farà pure schifo, capito? Perciò non ti tocca più. Vai, no, Vai, è vieni. bellissimo. Vieni. Vai, ci sei? Ci sono. Ma Eh, ve lo giuro ragazzi, non sono io a mollare la presa, ma effettivamente non si riesce prova a pure prendere. a Guardate, guardate. Anche rilassante. Oh, è un life hack super approvato e non lo conoscevo. Eccomi ragazzi, ma per i portieri non avete nulla? Andrea, prossimo life hack riguarda proprio i portieri. Ah, bene, bene. Adesso signori proveremo dei trucchi per migliorare la presa del portiere. E in ordine proveremo il Vicks, che è un unguento per uso inalatorio, serve tanto per respirare meglio, spray fatto apposta per i guanti del portiere e Coca-Cola Original Taste. Perché? Allora, innanzitutto io avrei comprato delle sottomarche, non la Coca-Cola originale. Perché abbiamo preso la Coca-Cola Original e non quella zero? Allora, perché dovrebbe appiccicare di più la Coca-Cola? Perché ovviamente dentro c'è lo zucchero, quindi quando si asciuga la Coca-Cola rimane quel senso di appiccicume che è classico, no? Quindi se avessimo usato la Coca-Cola zero, essendo priva di zuccheri, non avrebbe attaccato. Ma non sappiamo nemmeno questa se attacca, lo dobbiamo provare adesso. Andrea, vieni! Ovviamente ragazzi, oltre a provare diverse sostanze sui guanti, proveremo anche diversi guanti, perché un guanto potrebbe Avere un anche... grip diverso. Esatto, vai. Il primo a provare è il Vicks. Così va bene? Sì, 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 va bene così. Attenzione, sembra che sta per fare il controllo della prostata. La quantità appiccica però, Ma adesso si deve sempre asciugare. Tu hai mai provato uno di questi trucchi? È la prima volta che È la li prima senti. volta, quindi sono veramente molto curioso. Andrea, ci sei? Sì. Prego! Ah, Non grippano, Andrea. non grippano. Allora, Pure peggio. è scivoloso. È scivoloso. Proviamo un altro lancio. Vediamo se col Vicks funziona. Allora, mi pare di vedere dalla faccia Un di Andrea poco. che non funziona troppo. Andrea la saponetta. Divento saponetta, raga. Quindi life hack bocciato. Purtroppo sì. Passiamo al secondo, ovvero allo spray proprio fatto apposta per i guanti da portiere. Cambio di guanti per Andrea, ovviamente anche cambio di pallone. Questo è quello scivoloso appena utilizzato. Utilizzeremo quest'altro pallone, proveremo a vedere il grip che c'è prima di inserire. Questi grippano abbastanza bene. Ok, sei? Sì. Ok, quindi adesso Se sta no, testando un è po' le normale. sensazioni. È normale, senza niente. Ok, proviamo con lo spray. Ah. Sai quante ne bisogna mettere? No, penso che vada bene così. Ok, si sono asciugati, no? Diciamo, Sono sì. passati 15 secondi. Vediamo. Allora, questa è un po' sfuggita. Vediamo la seconda. Meglio, decisamente meglio. Ovviamente devi testare tu, devi capire la sensazione rispetto a quello che facevi prima, la presa di prima. Decisamente meglio perché prima c'avevo un problemino, ovvero che il pollice andava a vento, adesso invece si Te lo senti acchiappa meglio. bene? Quindi lo consiglieresti e lo utilizzeresti Sì. durante una partita? Lo consiglio, Oh, consiglio perfetto. e lo utilizzerei volentieri. Infatti mo me lo prendo e me lo faccio lasciare. Te lo Perfetto. regalerò, dai, anche perché l'ho Grazie. pagato solo 1,18 €. Oh, A De Cinese. Da Temu. Temu però che ha funzionato Temu il che ha secondo life funzionato, hack sui portieri e quindi passeremo al terzo, ovvero alla Coca-Cola Original. Proviamo la Coca-Cola bella gasata. Coca-Cola. Anche di questo, quanto ne dobbiamo mettere, maestro? Mi dica lei basta. Ah, Ne gradisce un altro poco? secondo me no, perché sennò si bagnano troppo i guanti. Andiamo a provare. Prego! Oh, Occhio, ho visto una bella presa. Oh, ragazzi! Occhio, ragazzi! Vedo che la presa ci sta. è ci abbastanza sta. netta. Poi mi dovrai dire tu, appunto, No. le sensazioni
Ci sta, io la sento. Potente? Ti blocca bene, oh. Quindi non è soltanto SMR, non è soltanto rumore, ma è un life hack approvato. Funzionante, sì, approvato, decisamente. Perfetto. E visto che ti trovi già coi guanti, vai in porta perché proveremo il prossimo life hack. Aia. Il padre del 21esimo life hack è Cristiano Ronaldo. Il prossimo trucco infatti è un trucco utilizzato da moltissimi tiratori per dare più effetto alla palla. Perfetto, quindi calcerai normalmente per 5 volte, mentre le altre 5 colpendo la palla sulla valvola. Ah, eccola. Abbiamo visto molto spesso Cristiano Ronaldo o altri tiratori che tirano appunto calci di punizione sistemarsi la palla con molta attenzione cercando quella che è appunto la valvola. Forse sarà un punto in cui dando l'impatto il pallone si sposta un po' di più, si crea un effetto d'aria in mezzo strano, chi lo sa, lo proveremo oggi. Ovviamente non devo prestare attenzione a dove lo colpisco, come va? Attenzione signori, il primo golazo di Michele Rapolla che ci riprova. Oh! Bellissimo! Clamoroso! Andrea è rimasto pietrificato. Però adesso dobbiamo vedere se va meglio. Perché è andato troppo bene, è andato. Prego. Qua va trovata la valvola, che è la cosa più difficile. Ma Ronaldo, Eccola. Ronaldo non ci mette su di durante il partito. Ma Ronaldo è abituato. Bello! Clamoroso! Bellissimo! Andrea, che dici tu? Io ho tirato dritto per dritto. Dritto per dritto, però la palla ha preso un bel effetto particolare. Forse proprio senza effetti è andato. Cioè, è andata a V, là. No, devo dire, da dietro si è vista che la palla, quella direzione voleva e quella direzione ha preso. O serve a quello prendere la valvola, magari serve per farla andare dritto senza effetto. Riproviamo, abbiamo altri 4 tiri. Vamos. Ha preso la stessa direzione di prima. Va dritto. Cioè, nel senso, Va proprio dritta. però prova ad imprimere più forza. Magari il fatto della valvola serve proprio a darti un punto fisso dove colpire per fare in modo di non colpirla a caso. Per dare una direzione al pallone. Sì, perché magari uno quando va a calciare non dà l'attenzione a dove mette il piede. Invece così stai attento forse. Parte crostino rotondo. Si è tirato un po' la gamba qui. Bella però, Sì. Probabilmente con un calcio più forte, più potente, bello. Questo è perché il portiere sta avendo benefici dall'hack dello spray. Quindi... Attenzione signori, siamo all'ultimo tentativo di Cristiano Ronaldo colpendo la valvola. Attenzione, madonna che parata che ha fatto il portiere! Però la palla ha girato all'ultimo a tutto e lui è stato molto bravo, è stato molto bravo. felino. Dal punto di vista del tiro mi sembra che dove la voglio mettere la va. Cioè io ho indirizzato là e è andato. Quindi secondo me può servire a questo. Non so se ha provato, ditemelo anche voi se magari avete provato a casa a farlo, ma per me mi aiuta ad essere più preciso nel dove voglio tirare, a concentrarmi di più. So che voglio colpire questo punto e là va. Oh! È il life hack più approvato della storia, signori! Edit su TikTok in questo momento e passiamo al prossimo life hack sul calcio. Signori, siamo giunti all'ultimissimo life hack sul calcio che riguarda le scarpette da calcio. Esattamente, allora abbiamo visto anche su altri contenuti insomma e soprattutto sui video che giravano qualche anno fa di Coutinho che utilizzava questo trucco per, diciamo molti dicono per allargare le scarpe. E invece... Ma non è semplicemente questo, perché io mi sono trovato appunto, quando Giovanni mi ha proposto questo life hack, io ho detto guarda ma io già ce le ho queste scarpe tagliate e vi dico il perché. L'anno scorso avevo un'infiammazione ai tendini che mi impediva praticamente di giocare con le scarpe da calcio, ossia questa parte del tallone mi dava molto fastidio. L'unico modo per giocare era tagliare questa parte in modo tale che il tallone non toccasse qua ma avesse più libertà. Quindi non è un fatto estetico ma è un fatto proprio di funzionalità, ossia così se ti fa male è l'unico modo per giocare. Quindi se dovete farlo per bellezza evitate, non rovinate le scarpe che è peccato. Comunque se i vostri genitori ve le comprano, se voi ve le comprate non le rompete, se vi fa male però può essere l'unico modo per giocare, fatelo. Bene, e questo video sui life hack sul calcio finisce qui. Spero vi sia piaciuto e soprattutto spero che possa esservi di aiuto per affrontare alcune situazioni durante la partita e non. Mi raccomando, scrivete nei commenti qual è il vostro preferito e lasciatene uno che noi magari non conosciamo, perché la prossima volta potresti essere tu il protagonista insieme a noi qua sul campo. Ci vediamo nel prossimo video. E ciao!